Dal 58 ho la prima delibera di giunta, quindi sono passati già tanti anni. Progettini su e giù sono stati in tutte le maniere. Finalmente quest'opera c'è. Ancora un annetto, il sogno lungo 53 anni diventerà realtà. Nella primavera del 2012 sarà infatti inaugurata la variante di Agordo che permetterà all'intera vallata di tornare a respirare. Un'opera realizzata solo da imprese bellunesi, un progetto semplice ma che segnerà una svolta. È un'opera sicuramente semplice da un punto di vista, o meglio non complicatissima da un punto di vista esecutivo, però che certamente ha richiesto e richiede particolare attenzione. 25 milioni di euro, quasi 3 anni di lavoro, 2 ponti, 2 gallerie artificiali. Questi i numeri dell'opera che alleggerirà il centro di Agordo dal traffico, soprattutto quello turistico in direzione Civetta. Da Agordo a Calcavalier fino a Lentiai, in provincia si moltiplicano varianti e tangenziali che faranno respirare la viabilità e i cittadini bellunesi. Ecco quindi il rilancio della provincia. Stiamo ragionando su tutta una serie di altre progettualità che riguardano anche la parte alta della provincia, sia sul tratto che va verso Cortina sia sul tratto che va verso il Comerico. Rieccola la famigerata variante di Cortina, voluta ostacolata, anche oggetto di un referendum nel maggio 2009. L'idea della tangenziale leggera, approvata a agosto 2010 dalla Giunta Franceschi, piace a Bottacin. 116 milioni di euro contro i 400 previsti dall'ANAS. Credo possa essere una soluzione accettabile, riduce molto i costi e consente, a detta del sindaco, anche di spostare una parte dei finanziamenti, nel momento in cui saranno reperiti, nella parte più a valle, perché ricordiamo sempre che nel tratto del comune di Valle di Cadore la situazione è quella più critica di tutta la vallata.